Cantiamo Napoli, come ormai da qualche mese stiamo presentando non solo artisti, ma anche conduttrici, presentatrici, e lei è il top del condurre, il top di tutto. Ida Piccolo. Ti ringrazio Alfonso, sei troppo buono e quindi io ringrazio di avermi invitata in questa bellissima struttura, nonostante ci siano tanti artisti, quindi che hanno voglia, proprio una voglia struggente e disperata di cantare insieme a tanta gente che si reca qui ogni qualvolta che, ecco qua, approfondi la musica, perché Cantiamo Napoli è un approfondimento della vera musica napoletana, quindi dove c'è tanta gente, dove scelgono tanti artisti della canzone napoletana, poi dove ci sono anche tanti artisti di eccezione, vero? Ok, cosa ne pensi? Appunto, dovresti dare un aggettivo a questa trasmissione? L'oggettivo, beh, devo dire un bel contenuto. Cantiamo Napoli è un contenuto plus di informazioni musicali, di giovani talenti che hanno voglia di introdursi in questo ambiente partenopeo, in questo ambiente spettacolare. Ecco, dico spettacolare perché la nostra Napoli la dobbiamo tutelare con la nostra musica, perché a volte le canzoni vengono buttate un po' giù, però noi dobbiamo sempre alzare la nostra grande bandiera della canzone, delle nostre radici, della canzone napoletana, e diciamo sempre viva Cantiamo Napoli, una bella cosa, un bel pacchetto, quindi belle informazioni per voi. Tutto. Lasciamo un poco la linea alla tua collega. Da scartare, per me è un onore intervistarti. Ma dai, onore mio e piacere mio. Dai. Sei bellissima innanzitutto dal vivo, non ti avevo mai visto, ti vedo per la prima volta, sei bellissima e spero di averti ancora qui con noi per tante altre volte, magari fare un'intervista doppia con me, perché no? Certo, perché no, guarda, io sono qui a completa disposizione, anche perché mi lega la forte amicizia con Alfonso, davvero un pioniere della canzone. Chi ne capisce meglio di lui? Guarda. Infatti, è il maestro di tutto ciò. Quindi nonostante anche io sia in questo ambiente da molti anni, però lui comunque è il top, è il maestro, è il pioniere, quindi sa allora, meglio di tutti. Io vorrei chiudere con un invito da parte tua agli artisti di venire a Cantiamo Napoli. L'invito mio ragazzi è un bel programma, un bel posto, una bella location che scelgono sempre, questa è sempre fissa la location, sì. Villa Mirabella, si sta freschi, poi si sta insieme a tanta gente e poi scegliete sempre il meglio, perché a volte le trasmissioni, sai, vengono sempre ridotte un po' male, è vero, quindi scegliete il top, scegliete le trasmissioni che fanno per voi, scegliete Cantiamo Napoli, mi raccomando amici, scegliete sempre questa trasmissione e io prossimamente ci sarò anch'io. Lo diciamo insieme, allora scegliete Cantiamo Napoli!